Antonello è un ragazzo che impegna metà della sua giornata chattando in siti per incontri. Un giorno, mentre era collegato alla ricerca di qualche pollastrella, La trovare. venne contattato da Maialina90, Mica birra, oh! che iniziò a stuzzicarlo con le sue parole. Come ben sapete, al di là di un computer può nascondersi chiunque, bigliettai del trans, poi se ne fanno pacco, insomma un po' di tutto. Ma Antonello era un ragazzo molto sveglio, per intenderci sveglio come un gallo che se poi tocere via dei 5 che ha mattanata. Per vedere se la ragazza era sincera, gli ha chiesto di mandargli una foto che la ritraesse in tutta la sua bellezza. Bisogna fare molta attenzione con le chat. Io ne faccio qualche cosa perché sono 20 anni che rimango a casa la sera a chattare. Mi ricordo che una volta mi contattò una certa Stellina 92. Poi ci siamo dati appuntamento, appena l'ho vista mi sono reso conto che il 92 non era l'anno di nascita, era il peso. Altro che Stellina, era tutto Big Bang. Non appena il ragazzo ha visto la foto, ha capito che la ragazza era sincera. Infatti, sembrava la cugina di Peppa Pig che si aveva mangiato i spenaci con tutto braccio di ferro. Insomma, un armadio che la faccia i poico. Per la paura, il cuore di Antonello cantò fiano, scennio e gli oi di una raga scemoito. Quando diciamo noi altri in gergo tecnico te seccò il cuore, il ventricolo si chiude a tipo transenna. I globuli rossi restano tutti bloccati come un camion in mezzo al traffico. I neuroni aspettano l'ossigeno come tante fisse alla firma di autobus e se morì subito.